Dopo cena uscivano le madri a fare 4 passi con le figlie e i ragazzini giocavano alle biglie davanti al deposito del tram. Appesi ed ondolanti ben pochi fanali vestivano d'ombra le case popolari. 2 pensionati giocavano alla dama sul tavolo di marmo in latteria e i giovanotti seduti sul biliardo fumavano e parlavano di sport. La notte della festa si ricominciava, la solita attesa di un'altra settimana. Nei portoni le coppie al primo bacio sostavano con aria spaventata sotto il lumino acceso a San Francesco. Stavano strette a dirsi buonanotte. Questo accadeva sotto casa mia